Non nasce da un colpo di fulmine, ma dalla ricerca comune di un senso, in cui sono stati fondamentali anche gli incontri con altre persone. Così spiega Gabriella parlando del suo amore con Paolo dopo 30 anni di matrimonio. Loro sono una delle due coppie che ha partecipato all'incontro Amarsi con Fede, il secondo dei 3 convegni organizzati dalla Consulta Pastorale Giovanile della Liguria sui temi della famiglia in collegamento con l'esortazione apostolica del Papa L'Amoris Laetitia. Partendo dal titolo, hanno spiegato che l'amare con fede non è un concetto astratto, ma riguarda semplicemente l'amare. Per amare Dio è necessario anche amare se stessi, perché attraverso la cura e la crescita individuale si può amare meglio l'altro. Probabilmente la crisi, un po' di crisi di fede di oggi nasce proprio da questo punto. Non amiamo veramente noi stessi, no? Amiamo in maniera sbagliata e quindi questo amarci in maniera sbagliata, riflessivo, si riproduce, si rigenera, si riflette in un amare in maniera sbagliata o non amare addirittura il prossimo. Una domanda che si sono posti Gabriele e Paolo, guardando indietro al loro percorso, è quando abbiamo capito che per amarsi è importante amarsi nella fede in Gesù Cristo. In quella ricerca di riempire il vuoto che sentivamo, ci sono state le prime messe insieme, l'ascolto della parola e capire che c'era un bisogno che doveva essere coltivato in qualche modo riempito. Argomenti che non riguardano solo le coppie di lungo corso, ma anche i giovani, come ad esempio Angelo e Cinzia, che sono sposati da 5 anni e hanno parlato del loro modo di vivere la preghiera da sposati. Se ci sono differenze, è fondamentale partire dal dialogo. E poi iniziare proprio dalle cose più semplici, quindi un segno di croce e un momento di raccoglimento, fare mente locale sulla propria giornata e dire anche solo un'emozione, un fatto che è accaduto al Signore, comunicare quello come si sta al Signore. E un altro modo potrebbe anche essere iniziare a leggere la parola di Dio insieme,